Oggi è una puntata speciale di Screenshot, ci troviamo in esterna perché oggi è la giornata internazionale degli infermieri e quindi siamo venuti qui perché c'è un convegno importante dove si parla del presente e del futuro di questa professione alla luce di un anno durissimo, quello del Covid. Abbiamo con noi il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, Stefano Giglio, presidente di Udine. Che bilancio possiamo trarne? Beh, un bilancio sicuramente nei suoi aspetti molto particolari, però comunque per noi è un bilancio tra l'altro anche abbastanza positivo, perché comunque da questo anno e mezzo di Covid traiamo sicuramente una serie di esperienze, una serie di conoscenze e sicuramente anche un'aggiunta al nostro bagaglio tecnico di competenze che abbiamo già maturato, che ci porteremo dietro per un sacco di tempo. Ed è proprio un po' il filo conduttore di questo pomeriggio, perché la nostra intenzione è proprio quella di evidenziare quanto di buono la professione ha saputo mettere in campo in questo anno e mezzo così molto triste e molto particolare per tutta la cittadinanza, e molto triste e molto particolare anche per noi, perché anche noi stessi non eravamo abituati a dover gestire una situazione di questo genere. Chiamati eroi durante la prima pandemia, adesso anche la possibilità magari per voi di poter vaccinare, state attendendo questo momento, perché se non sbaglio ci sono 800 persone che si sono messe a disposizione. Beh, sicuramente questo era un punto di partenza che per noi era molto, molto fondamentale, soprattutto perché la campagna vaccinale ha sempre visto, le campagne vaccinali hanno sempre visto gli infermieri da protagonisti in questa opera. E quindi anche in questo caso abbiamo voluto rimboccarci le maniche, abbiamo voluto cercare di capire come la professione sarebbe stata in grado di rispondere a un'esigenza di questo genere, e appunto nel giro di poche settimane vedere un ritorno di quasi 800 persone che hanno dato la loro disponibilità per poter ampliare la campagna vaccinale, per noi è stato un importante ritorno. Adesso c'è la necessità di dover invece partire proprio in maniera ufficiale con questo aumento nell'inoculazione delle dosi, e vedremo come meglio organizzare questa nuova partita. Che cosa ha lasciato questo Covid, anche se siamo comunque lo stesso in piena pandemia, che cosa ha lasciato e come si può ridefinire il futuro di questa professione? Ma sicuramente credo che ha lasciato in tanti di noi, ha lasciato dei segni veramente indelebili, perché vi ricordo che sono morti in Italia, sono morti 86 infermieri, più di 10.000 infermieri si sono contagiati, sono rimasti anche loro appunto colpiti dal Covid, e fortunatamente sono ancora qui con noi. E oltre a tutti questi numeri, a questi segni indelebili, ci lasciano anche, secondo me, una professione molto più fortificata, perché in una situazione del genere non sapevamo cosa fare, abbiamo imparato sulle nostre spalle a riorganizzare i servizi, a aprire e chiudere reparti dall'oggi al domani, e questo ci ha dato sicuramente la possibilità di essere pronti un domani qualora ci dovesse ricapitare una situazione tragica come questa. Permangono le criticità? Attualmente sì, noi siamo molto preoccupati perché sicuramente le aperture di questi giorni danno sicuramente un grosso sollievo all'economia, danno sicuramente un grosso sollievo al cittadino, una parvenza di ritorno a una vita sociale sicuramente più umana c'è, però in realtà a noi spaventa molto perché i luoghi di aggregazione sono sicuramente ancora i luoghi più critici dove potrebbero ancora queste nuove varianti ripresentarsi e farci ritornare di nuovo nell'occhio del ciclone. Ma permangono anche le criticità per quanto riguarda l'ingresso dei nuovi infermieri? Beh, questa è una criticità che ormai è di lunga data, perché a prescindere dal numero di posti per la formazione di base che si potrebbe cercare di aumentare, però tutti quelli che escono sicuramente entrano nel mondo del lavoro in pochissime settimane, in pochissimi mesi, e quindi c'è un meccanismo sicuramente che dovrebbe diventare più virtuoso, ma dovrebbe anche diventare più propositivo proprio nei confronti dei nuovi giovani che decidono di affiancarsi, di affacciarsi a questa nuova esperienza. Cercheremo di capire poi nel corso della puntata anche chi fa formazione nei confronti di questi giovani. Io intanto saluto Stefano Giglio e andiamo a vedere anche chi ha lottato, diciamo, in corsia. Dovremmo avere, eccoci qua, abbiamo con noi Elisa Mattiussi. Elisa Mattiussi che
un anno è stato molto importante, un anno difficile. Sì, vorrei puntualizzare che la mia esperienza è stata un po' frammentaria in quanto mi occupo di formazione e sono rientrata solo per dei periodi particolari in cui l'azienda aveva la necessità, in quanto ho un'esperienza pregressa abbastanza lunga di terapia intensiva e quindi sono subentrata per dare questo supporto ai colleghi nei contesti sia di terapia intensiva che di semi-intensiva, per cui mi sono approcciata anche a 2 livelli di intensità di cura diversi, collaborando con numerosi colleghi in entrambe le aree, con la possibilità quindi anche di condividere questa esperienza con una numerosità più elevata di persone, insomma. Cosa ha visto in quel periodo? Cosa ho visto? Ho visto ovviamente tanti pazienti in difficoltà, ma che avevamo un'ottima energia, un'ottima volontà di aiutare, e si sono create anche delle ottime relazioni, e nei casi di successo è stato molto bello portare avanti il loro percorso di cura. Io che ho avuto l'opportunità di passare dalla terapia intensiva alla semi-intensiva ho potuto rivedere i pazienti rimettersi in piedi e recuperare i loro livelli di autonomia dopo una fase critica in cui li avevo seguiti in terapia intensiva, ovviamente in stato di sedazione, per cui insomma completamente dipendenti. Quindi è stato molto avvincente poter vedere come siamo stati anche in grado come professionisti all'interno ovviamente del team multidisciplinare di portare avanti dei percorsi di cura in modo efficace e proattivo, vedendo anche a distanza di tanto tempo degli esiti positivi sui pazienti che abbiamo seguito. Tante vite umane insomma che siete riusciti a salvare con un'equipe, un lavoro di equipe. Beh, il lavoro di equipe è fondamentale, è molto importante il ruolo infermieristico ed è ovvio che in questa giornata vogliamo ricordarlo e sottolinearlo, anche perché i colleghi hanno veramente dovuto affrontare delle situazioni complesse, sottoporsi a delle attività con dei livelli di competenza magari non precedentemente acquisiti, ma ricordiamo insomma che l'ospedale nasce per la salute e la malattia e non per la pandemia, quindi ovviamente abbiamo dovuto affrontare un qualcosa per cui la nostra organizzazione di solito non è preparata, è stato uno stress test molto inatteso e quindi tutti gli infermieri comunque ho notato si sono messi in gioco con uno spirito di collaborazione e un contributo reciproco importante per poter supportare queste difficoltà, supportare diciamo queste situazioni insieme cercando di operare al meglio ai fini del paziente comunque. Immaginiamo che sia il momento più difficile, qual è stato di tutto quest'anno? Questo sarebbe da chiedere probabilmente a chi si è esposto a questa situazione in continuità rispetto a me che appunto ha avuto un'esperienza frammentaria, però credo che il momento più difficile sia stato un po' quando alla seconda, alla terza ondata diciamo che gli strumenti erano un po' anche esauriti, come anche le capacità di tollerare insomma tutti questi stress dati dalla pandemia, perché la pandemia comunque l'abbiamo vissuta anche come famiglie nel privato, tanti colleghi come tutte le persone sono risultati positivi e quindi hanno dovuto preoccuparsi anche delle proprie famiglie e del proprio privato. All'inizio si sentiva un po' lontano questo problema, probabilmente nel marzo dello scorso anno non si aveva la percezione, poi il virus è entrato proprio nelle famiglie, no? Quindi si è avuto anche più stretto contatto con questo tipo di problema, man mano anche che si abbassava un po' anche l'età delle persone colpite. Sì, dobbiamo ricordare comunque che gli infermieri sono persone normali che hanno le loro famiglie, hanno i propri ragazzi a scuola, possono non avere il supporto di nonni o di altri parenti, quindi comunque come tutti affrontavano questa criticità nel momento in cui anche erano chiamati a rispondere a un fabbisogno sanitario importante rispetto al solito, senza possibilità di grandi sostituzioni in un momento in cui ferie, recuperi o supporti tra colleghi non erano facili e così immediatamente disponibili, per cui insomma è stato penso questo un po' la fatica cronica ad essere l'elemento più difficile per i colleghi, credo. Che eredità vi ha lasciato? Eredità forse di comprendere come possiamo comunque imparare molto anche di fronte a uno stress test e a un cambiamento, nel senso che forse non siamo troppo abituati al cambiamento e al confronto, sempre all'interno delle strutture perché lavoriamo nel nostro ambito e quindi forse non sempre ci confrontiamo tra grandi gruppi e credo che aver potuto collaborare con tante persone diverse ci abbia fatto capire anche quant'è la potenza insomma della nostra stessa professione e anche della stessa multidisciplinarietà di cui facevo riferimento prima. E eredità nel riconoscere l'importanza del nostro ruolo nell'ambito della salute
e quindi anche i fondamentali della presa in carico del paziente proprio direttamente a stretto contatto con lui e quanto questo nostro fare possa veramente essere riconoscibile in degli esiti positivi sulle persone di cui ci prendiamo cura, che credo sia il cuore della nostra professione. Bene, io la ringrazio, noi abbiamo terminato questa prima parte, poi torneremo dopo la pubblicità appunto con Screenshot, non cambiate canale perché avremo altre esperienze di altri infermieri. Eccoci tornati in diretta con Screenshot, oggi è la giornata internazionale degli infermieri, è giusto celebrare questo tipo di professione che ha lottato, possiamo dire, in prima linea contro la pandemia che ricordiamo non è passata, certo si è affievolita questo tipo di emergenza, ora si parla tanto di ripartenza, però abbiamo sentito anche prima il presidente Stefano Giglio, il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che ha detto non è ancora del tutto finito, ovviamente vedere zone gialle, tanta gente in centro, aggregazioni, assembramenti, ovviamente tutto questo fa tornare paura. E sentendo anche un giovane, noi abbiamo qui vicino a noi Matteo, magari può dirci cosa vuol dire essere giovane e nello stesso tempo evitare gli assembramenti, le aggregazioni, ma viene a mancare quella socializzazione detta da un infermiere come lui. Cosa vuol dire? Beh, innanzitutto significa che dobbiamo cercare di evitare le situazioni che creano e favoriscono la diffusione del virus. Io mi occupo di formazione al corso di laurea in infermieristica e quindi diciamo che la pandemia si è manifestata anche sugli studenti che frequentano le sedi universitarie, non è stato possibile ad esempio fare le lezioni, non è stato possibile per determinati periodi fare i tirocini in ospedale, tante attività si sono trasformate in attività a distanza e questo sicuramente ha un po' impoverito anche l'aspetto relazionale, quindi adesso bisogna combattere proprio tra il desiderio di tornare alla normalità e quello invece di mantenere un certo rigore per rispettare le procedure e le norme. Per esempio i tuoi coetanei che magari vorrebbero trovarsi, aggregarsi nei bar oppure nei ristoranti, magari qualcuno ti avrà detto, ti avrà chiesto anche cosa vuol dire. Certo, beh, secondo me si può fare tutto stando proprio attenti a quelle che sono le norme di comportamento, quindi si può tranquillamente frequentare magari i luoghi pubblici, essere in compagnia, però magari cercando di attuare i soliti accorgimenti che vengono comunicati ormai da tutti, che conosciamo bene, ovvero il distanziamento, quindi magari sedersi una sedia distanziati dagli altri, quando si è troppo vicini portare la mascherina e igienizzarsi ovviamente le mani. Questa proprio è l'ABC delle misure di contenimento contro il Covid. È una professione che attira questa, chiedendo a te insomma che fai il formatore. Allora, sicuramente sì, noi a Udine abbiamo moltissimi candidati che superano ogni anno i posti disponibili al corso di laurea e quest'anno forse il nostro ruolo appunto ha avuto più luce dato l'impegno nella pandemia e quindi abbiamo già alcuni sentori che ad esempio quando faremo il test d'ammissione a settembre avremo un sacco di candidati perché è un ruolo che si attira sia per le prospettive lavorative ma anche proprio per la vicinanza al malato e per la presa in carico di cui parlavano prima i colleghi. Attira soprattutto perché il trend è dovuto appunto alla pandemia, c'è maggiore magari solidarietà nei giovani che dicono voglio essere in prima linea anch'io per lottare contro questo virus o una tendenza che viene da più lontano? Diciamo che è una tendenza secondo me che viene da più lontano. Come dicevo, la pandemia sicuramente ha messo in luce il nostro ruolo, ha fatto conoscere anche a chi non conosceva chi è l'infermiere e che cosa fa l'infermiere, e appunto ha fatto conoscere il nostro ruolo. Però è una tendenza che viene da lontano, proprio perché è una professione che si spende su diversi settori, ha un punto di forza che è quello di permettere all'infermiere di lavorare in gruppo, di frequentare diversi contesti, e appunto di fare equip, e questo sicuramente è uno dei nostri principali punti di forza come professione. Cosa vuol dire formare? Questa è una bella domanda e soprattutto in questo tempo formare significa cercare di trasmettere allo studente
Prima di tutto una passione verso un ruolo e verso una professione. E in secondo luogo cercare di dare tutti i contenuti e tutti gli strumenti per assistere una persona, anche in condizioni gravi come può essere ad esempio un malato di Covid, quindi nella terapia intensiva, nei reparti di subintensiva, ma anche nelle degenze ordinarie e non di meno anche a casa proprio di questi pazienti. Quindi formare significa cercare, perlomeno tentare, di fornire questi strumenti. Grazie Matteo, grazie di tutto. Allora, io adesso chiedo di farsi avanti un altro ospite che ho scoperto oggi, devo essere sincero, che è infermiere ma anche sindaco di Carlino, Loris Bazzo, che so insomma che ha avuto delle difficoltà come sindaco appunto a Carlino. Oggi anche può dirci però che c'è una bella notizia per quanto riguarda questa comunità. Sì, esattamente, Carlino, di cui io sono il primo servitore, oltre che ad essere un primo cittadino, è Covid-free da qualche giorno, quindi si unisce agli altri 60 comuni della regione che appunto sono liberi da questo virus. Certo che per Carlino però diciamo è stata una lezione di vita, nel senso che abbiamo attraversato nel recentissimo passato un brutto periodo che è legato ai contagi. Siamo arrivati a sfiorare i 150 contagi. Quasi zona rossa possiamo dirlo, cioè una micro zona rossa la vostra, avete rischiato. Esatto, abbiamo rischiato di diventare zona rossa e c'è stata in funzione di questo proprio una ordinanza sindacale che ha appunto promulgato un mini lockdown che è durato per circa 20 giorni. Questo certamente è servito proprio in funzione diciamo, di ridimensionare il fenomeno e così fortunatamente nel tempo si è verificato. Quindi ad oggi Carlino conta 0 positivi, 0 contagiati dal Covid-19 e di questo ne siamo orgogliosi perché tutti i carlinesi hanno contribuito nel rispetto delle norme ad essere proprio rispettosi dell'ordinanza promulgata in quell'occasione. Qual è stato il momento più difficile quest'anno come sindaco? Beh, come sindaco e come infermiere, perché non c'è stata alcuna discontinuità rispetto, diciamo così, ai 2 ruoli e alle 2 cariche, proprio perché io stesso come infermiere ero al servizio dei miei assistiti e ovviamente necessariamente si parlava di Covid e assistivo insieme ai miei colleghi pazienti Covid e così allo stesso modo parlando della mia comunità. Io credo che veramente abbiamo superato insieme un periodo difficile e solamente adesso diciamo così, c'è diciamo così, un riferimento alla speranza perché in qualche modo si deve chiudere con questo tipo di caratteristica, altrimenti davvero rischieremo di fallire e di fare un passo indietro. Adesso che siamo tutti in zona gialla non gli vengono un momento, magari gli salta in testa dicendo oddio magari si potrebbe riproporre lo stesso tipo di situazione, oppure gli abitanti di Carlino hanno appreso quella lezione, da quell'errore magari, dalla leggerezza che c'era stata precedentemente. Sì, effettivamente proprio come dici tu, è stata una leggerezza causata da poche persone, però a danno dell'intera comunità e mi auguro davvero che questo non rimanga solo un ricordo. E da questo punto di vista però proprio in quell'occasione Carlino ha riscoperto il valore della solidarietà e a questo valore abbiamo dato un significato diverso e molto più profondo e questo credo che veramente ci abbia aiutato in qualche modo a uscire da questo impasse che certamente è stato lungo e buio, però che è durato, diciamo così, poco sostanzialmente, fino ad arrivare appunto ad oggi dove Carlino appunto non ha più persone contagiate da Covid. Peggio gestire la situazione da sindaco in quel momento lì o peggio da infermiere? Come faceva a dividere un po' la professione? Perché comunque essere sindaco di questi tempi non è facilissimo. E dall'altra parte essere infermiere quindi in prima linea da entrambe le parti. Sì, la commistione di ruoli è inevitabile, proprio perché diciamo, i 2 ruoli si caratterizzano per essere così in prima linea su entrambi i fronti, quello sanitario e quello che mi vede impegnato come amministratore. Certamente non l'ho fatto da solo, né da una parte né dall'altra, proprio perché e a Carlino c'è stata una buona squadra, la giunta comunale ma anche la maggioranza consigliare che si è stretta attorno al sindaco e alle decisioni prese in
maniera condivisa, e allo stesso modo ho potuto contare anche su una squadra di colleghi e di collaboratori che hanno davvero in qualche modo risollevato quelle che sono state appunto le sorti dei pazienti trattati al domicilio, perché in questo momento, dopo 20 anni di emergenza sanitaria, sono un infermiere di territorio e in particolare appunto la mia attività gravita nel territorio del distretto sanitario del San Giorgino. Quanto è importante portare la sanità sul territorio? Beh, abbiamo scoperto da poco che è di fondamentale importanza, proprio perché la prima linea non è solamente quella del fronte dell'emergenza, però abbiamo scoperto appunto che i pazienti trattati a domicilio potevano davvero in qualche modo evitare l'ospedalizzazione. Certo, di fronte a questo eravamo tutti impreparati, perché previsioni a medio e a lungo termine non si potevano assolutamente fare, complice anche le due ondate che hanno messo davvero in ginocchio tutti i sistemi sanitari e non solo. L'ultima cosa, da sindaco e da infermiere, che appello lancia ai cittadini in generale? Beh, io sono orgoglioso sia di essere infermiere e la recente esperienza di sindaco in qualche modo mi ha davvero fatto scoprire così nuovi orizzonti e l'impegno appunto nei confronti della comunità. E io credo che però oggi è vero che si celebra in qualche modo la giornata dell'infermiere, però a questa parola io credo che debba essere dato un nuovo termine, perché gli eroi vengono celebrati. Noi invece infermieri, ma come anche tutte le professioni sanitarie che hanno fatto la storia dell'Italia, chiediamo una riconoscenza, la riconoscenza del ruolo, non solo dal punto di vista economico, proprio perché la professionalità ci colloca in maniera specifica e precisa nelle nostre comunità e nei nostri territori. Grazie sindaco o infermiere, come vuole. Grazie a voi. Io la ringrazio, Screenshot finisce qui, ci vediamo domani, nuova puntata di Screenshot, e poi ovviamente anche venerdì. Grazie, arrivederci, buona serata a tutti.